welfare noi lo abbiamo applicato già nel 2017 ed diciamo che viene distribuito ad ogni persona nella maniera equa, per tutti uguale. Quest'anno abbiamo deciso di dare 2.500 euro ad ogni persona, a prescindere dal ruolo, a tutti in maniera uguale. Siamo presenti nel welfare aziendale, ma siamo presenti anche nel welfare di comunità. Abbiamo fatto un concerto molto importante fine dell'anno scorso, sia per la comunità che per le persone. È stato un evento molto importante di grande significato. Siamo presenti anche nella formazione, welfare di formazione negli istituti. Ci siamo impegnati, abbiamo donato un centro di lavoro, abbiamo ristrutturato un laboratorio, siamo presenti in tante cose, è un obiettivo questo, di poter realizzare un asilo nido nella zona industriale di San Stino di Livenza. Sono tutte cose che insomma, siamo presenti già dal 2017.